Amici sportisili, buongiorno da Livigno. Scusate il ritardo, ci ho impiegato un po' per arrivare dalla ridente Palermo. Il meteo non è lo stesso di quello che ho lasciato, però ecco, io sono impavida e ci provo. Non so nei prossimi giorni come mi sentirò. Anthony ha già battuto la fiacca. Ti dovrai abituare anche tu. Mi abituerò, vedremo. Giornata di tante novità perché sono arrivata e qualche collega scherzava sul fatto che aspettavano me per far arrivare anche qualche volto nuovo in questo ritiro, quindi non ringraziatemi, ce l'abbiamo fatta. Stamattina è apparso Nicolau, praticamente il primo vero nuovo acquisto di questo ritiro del Palermo. Dopo Gomis, che diciamo è stato il primo ad essere annunciato e ha rimpolpato la porta. Insomma, ne avete parlato tanto in questa settimana, finalmente è arrivato. Non lo abbiamo ancora visto in campo perché c'è stata un po' un'indiscrezione dietro le quinte, si è fatto vedere accompagnato dallo staff, sta completando i passaggi burocratici e quindi lo aspettiamo. Attendiamo anche il comunicato ufficiale in questo senso. Ma non è l'unica novità di oggi, perché in campo invece è spuntato anche un volto nuovo. Nel corso dell'allenamento c'è stato un focus sulla fase difensiva e anche sulle marcature in vista dell'amichevole di oggi e appunto è apparso in campo Devetak, un giocatore che non è un nome nuovo nella rosa del Palermo, ma che di fatto non è mai stato utilizzato dai vari allenatori che sono passati da Palermo. È stato chiamato a questo ritiro, difficile pensare che possa essere impiegato nella prossima stagione, però ecco, secondo te come mai è stato chiamato alla corte di Dionisi? Allora Chiara, secondo me è stata una questione di necessità, visto che il ragazzo non era stato convocato nella fase iniziale. Poi il Palermo, vista la partenza di Aurelio e l'assenza temporanea di Lund, si ritrova completamente scoperto sulla fascia sinistra. Infatti negli ultimi allenamenti che abbiamo visto questa settimana è stato adattato più volte Buttero, a volte anche addirittura Damiani, mentre Bro si è schierato sul fronte destro sempre del pacchetto arretrato, quindi tra virgolette sul lato dei terzini Dionisi è un po' in difficoltà sulle scelte da fare e quindi sicuramente Devetak, che è un giocatore che comunque il Palermo ha sotto contratto, ha deciso di usufruirne fino a che non si trovi una nuova destinazione. Tra l'altro ricordiamo che arriverà nei prossimi giorni Lund, che è stato in ritiro con la nazionale, quindi lo aspettiamo. Il gruppo è ancora in via di definizione, lo ha fatto notare anche Dionisi stesso oggi nell'allenamento, facendo capire che comunque tutti quegli esperimenti in termini di marcature, in termini di appunto passaggi e il tutto sono del tutto momentanei. Ha fatto notare che queste prime due amichevoli che si svolgeranno, una oggi e una mercoledì, sono appunto dei test prettamente gioviali. Sì, la prima vera prova sarà quella con il Monza alla fine di questo ritiro. Andiamo a vedere rapidamente quelli che sono stati i due schieramenti di oggi, che potrebbero anche darci qualche suggerimento in termini di oggi pomeriggio. A parte i portieri, ricordiamo che è andato via dal ritiro Piacelli, in campo con la casacca di Achite, Peda, Lucioni, Buttero, Ranocchia, Gomez, Insigne, Brunori, Vasic e Di Mariano. Senza casacca invece Bro, Graves, Damiani, Devetak, Segre, Saric, Stulak, Fella, Corona e Di Francesco. Dopo questa fase difensiva è stato provato anche degli schemi di calci piazzati e infine i calci di rigore. Protagonista assoluto Matteo Brunori, ovviamente. Ne avete parlato tanto anche qui, come lo hai visto tu in questi giorni? Allora, Brunori intanto c'è da dire che, come ne hanno parlato anche i suoi compagni in sede di conferenza stampa, sta facendo il professionista, si sta allenando, è applicato, segue le direttive del mister. È chiaro che c'è da capire anche il suo animo interno, qual è la sua reale volontà. Giustamente sono uscite tantissime voci che lo danno lontano da Palermo secondo la sua volontà, chiaramente, ma c'è da mettere in conto che al centro del progetto del City Football Group e quindi del Palermo c'è proprio Matteo Brunori. Ne ha parlato Morgan De Santis in sede di conferenza stampa di presentazione, quindi è una situazione un po' complicata che credo che non si evolverà più di tanto qui a Livigno. Io credo che ci sarà magari qualche novità in più, magari a partire dal ritiro di Manchester. Tra l'altro qualcuno si è lamentato proprio perché comunque il metodo City Group va un po' sempre per le lunghe, visite mediche molto accurate, passaggi burocratici molto lenti, firme dopo indiscrezioni lunghe, quindi i volti che vedremo qui in ritiro a Livigno non so effettivamente quanti saranno. Anche questo secondo te è un po'
una penalizzazione rispetto ad altre squadre di Serie B? Io credo che penalizzi il lavoro di Alessio Dionisi, perché è chiaro che nel progetto ideale l'allenatore dovrebbe andare in campo con tutti i giocatori a disposizione, quelli realmente centrali nel progetto. Invece sono diversi i giocatori che qui si stanno allenando a Livigno senza sapere qual è il loro futuro, o comunque consci del fatto che non sono al centro del progetto del Palermo. Mi viene in mente un nome su tutti, Giuseppe Fella, che comunque non è mai stato centrale nel progetto rosanero da quando la squadra Targata City Football Group è stata promossa in Serie B. Quindi cosa mi viene da dire? Mi viene da dire che penso che ci dovremmo accontentare in questo ritiro di Livigno delle operazioni di cui già abbiamo parlato. Nicolò è arrivato e quindi già è cosa fatta. Insieme a lui credo che nei prossimi giorni arriveranno Henry e Pierozzi, che sono le altre situazioni che abbiamo raccontato negli ultimi giorni, che si andranno a sommare ovviamente all'arrivo di Gomis in porto. Tra l'altro, tornando a Brunori, non è da escludere che una eventuale trattativa in uscita possa concludersi proprio nelle ultime fasi di calciomercato, perché comunque il Palermo chiede tanto, per il Palermo è un giocatore centrale e quindi soltanto a fronte di un'offerta favorevole sia per il giocatore che per il club potrebbe concludersi questa ipotesi. Ma a proposito di Brunori, dalla regia ci hanno aiutato, hanno mandato le immagini del calcio di rigore di Matteo Brunori e anche un piccolo focus del capitano, che dopo aver terminato l'allenamento si è diretto dai tifosi, passando appunto per quella che è la pista di atletica del centro sportivo di Acquagranda. Vi svegliamo una piccola chicca: in questi giorni stiamo facendo una piccola Brunori Cam, perché ce l'avete chiesto in tanti, nei commenti spesso ci chiedono: ma Brunori sorride? Stiamo lavorando per voi, stiamo andando a caccia dei sorrisi di Brunori. A parte lo scherzo, in queste prime ore in cui sono qui l'ho visto molto interagire con i tifosi che lo acclamano, chiedono autografi, foto, quindi per il momento la situazione è molto tranquilla e vi promettiamo che riusciremo a strappargli un sorriso in qualche modo. Sì, tu non ci credi tanto? No, sono rimasto un po' così, perché diciamo che i sorrisi di Brunori ne ho visti pochi e soprattutto lo vedo concentrato sul campo e per il resto poco altro. Secondo me la situazione è un pochino spinosa per questo motivo, perché il giocatore l'ha fatto capire, diciamo, penso alla società, che voglia lasciare il Palermo. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle novità, magari qualche squadra di Serie A che si faccia avanti, perché in Serie B, come ha detto anche qualcuno in società dalla Cremonese, Brunori costa troppo, quindi sicuramente le richieste al Palermo non sono diciamo in linea con quelle che possono essere le disponibilità di una squadra di alto livello del campionato cadetto. Quindi io credo che se Brunori lascia Palermo per una piazza di Serie A o per una piazza estera. Per esempio c'era stata qualche voce in passato di qualche meta araba o qualcosa del genere. Comunque, quindi vedremo cosa succederà per Brunori, ma non credo che lo vedremo ancora nel campione di Serie B, se non con la maglia del Palermo. Io penso che il suo obiettivo sia proprio la Serie A e farà di tutto per ottenerla, anche perché l'età è quella che è. Infatti. E le ambizioni personali ovviamente per il giocatore vengono un po' prima di quelle che sono quelle del club, ma è naturale. Hai citato la Cremonese, che non si sta muovendo per niente male, è proprio una di quelle società molto veloci, pungenti, che chiude gli affari subito. Vedremo se il Palermo riuscirà a stare al passo. Perso coda a direzione Sampdoria, sono arrivati 2 colpi niente male, in quel di Cremona, Van de Put, che tra l'altro era anche un obiettivo storico, possiamo dire, del Palermo, che l'ha seguito anche nella passata stagione. Tra l'altro un mio pallino ai tempi della Serie C, per me è un grande giocatore di enorme talento. E poi comunque un altro ex Palermo, che è Fulignati. Stesso discorso per Van de Put, la società l'aveva seguito, almeno queste erano alcune indiscrezioni che erano uscite. Poi alla fine si è avviati su Gomis, che comunque è un portiere di grande esperienza per la categoria, e nessuno può dire il contrario. Di conseguenza vedremo questo dualismo tra De Planche e Gomis, in attesa di vedere se il Palermo riuscirà a fare anche qualche operazione in entrata per quanto riguarda il pacchetto offensivo. Il dubbio è: sarà solo Henry l'attaccante che arriverà, oppure in caso di un'uscita di Corona molto probabile e confermata Dionisi arriverà qualcun altro, perché l'anno scorso le punte del Palermo erano 3: Soleri, Mancuso e Brunori. Quest'anno dobbiamo un po' capire quale sarà l'idea di Dionisi, perché se vorrà giocare a 2 punte minimo dovrebbe averne 3. Leggo qualche commento proprio a proposito del calciomercato, che accende sempre la piazza. Diciamo che non c'è tanta felicità, ma proprio perché per questa lentezza della società che abbiamo imparato a conoscere. Sergio ad esempio scrive: ma un attaccante al posto di una sessione di Brunori lo stanno monitorando. Fuori Mancuso, fuori Soleri, fuori Brunori, soltanto Henry è rimasto. Giustamente si parla
parla tanto di cessioni, ma l'attacco dovrà essere inevitabilmente rimpolpato. Assolutamente. Soprattutto per una società che quest'anno non può sbagliare, è vero, ci nascondiamo dietro l'obiettivo, il miglioramento della classifica, siamo giunti ai playoff, abbiamo raggiunto un buon piazzamento, poi siamo usciti con la squadra che è stata promossa, però ecco, il Palermo, esatto, insomma il prossimo passo è inevitabilmente la promozione. Arrivare al terzo posto non sarebbe di fatto un miglioramento. Sì, magari ci agevolerebbe in caso di eventuali playoff, perché abbiamo visto il Venezia quanto è stato agevolato, addirittura era uscita l'articolo che diceva Venezia promosso con 4-0-0. Questo significa proprio che arrivare terzi sicuramente sarà un piazzamento fallimentare, perché chiaramente siamo al terzo anno del City Football Group e sappiamo benissimo il pensiero della società qual è, che è raggiungere la Serie A. Non hanno fatto le cose in fretta e quindi adesso, arrivati al terzo anno, il primo di Dionisi sulla panchina, il primo di De Santis a capo della direzione sportiva, al netto di questi profili che sono tutti ex Serie A questo punto mi viene da pensare che si voglia costruire un progetto duraturo con loro, ma nella massima serie nazionale. Anche perché l'anno scorso ci aveva stupito tanto il fatto che il Palermo avesse puntato su praticamente tutti i giocatori che avevano già conquistato la promozione in Serie A, però a poco è servito. Sì. Ricordiamo, i playoff sono sempre un terno al lotto e passare da questa girandola non è mai semplice, non quindi aiuta. Ottenere anche un secondo posto, non dico per forza il primo perché cambia poco, sarebbe secondo me l'obiettivo principale. Io mi collego appunto a quello che hai detto tu nel mercato. Se l'anno scorso diciamo che si era virato su tanti profili abituati a vincere in categoria, da quello che mi sto accorgendo da questo mercato è che si sta cercando di fare qualche operazione in più di giocatori che hanno fatto la Serie A. Per esempio Nicolau è vero che ha fatto il campionato di Serie B nella passata stagione, ma viene da 6 anni in Italia e qualche anno in Serie A tra Empoli e Spezia se l'è fatto, penso circa 3. Poi Pierozzi è reduce da una fetta di stagione a Salerno, sempre nella massima serie. Henry in Italia ha sempre giocato solo in Serie A tra Verona e Venezia, quindi qualcosa in questo senso sta cambiando. Anche lo stesso Gomis, che l'anno scorso ha fatto fatica a trovare spazio, oltre a qualche esperienza in Serie B con Como e Spal per esempio, lui è un profilo che ha fatto tanta Serie A anche in Francia, a Ligue 1, ha fatto le coppe europee con Rennes, quindi forse si sta cercando anche di prendere più giocatori abituati alla massima serie rispetto che alla serie cadetta, a prescindere dalla nazionalità in cui hanno giocato. Tra l'altro, più o meno ironicamente, si è discusso sui social di questa presunta alternanza tra Desplanches e Gomis. Insomma, finora quello che dovrebbe essere il portiere titolare del Palermo nel prossimo anno e soprattutto del futuro, data la giovane età, ha avuto qualche problema fisico e quindi... Io credo che si parta con Gomis, perché per il momento l'allenatore sta lavorando col franco-senegalese, di conseguenza è chiaro che parte leggermente avvantaggiato anche per un discorso di esperienza. Poi c'è da vedere, Desplanches quando tornerà a disposizione si giocherà assolutamente le sue carte come ha fatto con Mignani nel finale di stagione. Capiremo anche come vorrà lavorare Dionisi, perché tra un portiere esperto e un portiere giovane ne passa di acqua sotto i ponti. Magari c'è una differenza sulla spinta, sul colpo di reni, e magari Desplanches può essere più reattivo di un portiere esperto come Gomis, che magari si può fare preferire per carisma, guida difensiva e qualche tocco ovviamente di un portiere che è avanti con l'età rispetto al giovanissimo classe 2004 che abbiamo in rosa. Noi qualche giorno fa abbiamo intervistato, in occasione della Cavera Academy, Sorrentino e Amelia, due grandi portieri del passato del Palermo, che ci hanno detto entrambi, erano concordi su questo aspetto, che potrebbe esserci anche un'alternanza. È un ruolo delicato, quindi non sempre si opta per questa scelta, però chissà, non sappiamo ancora Dionisi che idea abbia su questo. Quando Desplanches tornerà a disposizione ne capiremo di più, magari anche a partire da qualche amichevole. Diciamo che un allenatore non è solito a schierare un portiere a settimana, anche se il dualismo alza la competitività e quindi alza il livello degli allenamenti e di conseguenza anche del rendimento nei match. Vedremo, capiremo anche di più, ripeto, quando il ragazzo tornerà a disposizione, perché per il momento Gomis è affiancato solo da Cutrone e Nespola, che sono due giovanissimi. Io direi di andare a leggere dei commenti che arrivano da YouTube, sempre dal solito buon Agostina Laimo, che ci scrive ogni giorno e che ringraziamo. Buongiorno, finalmente questa mattina è arrivato Nicolau, adesso si attendono Henry e Pierozzi. Esatto, li aspettiamo. E quindi Chiara, ti chiedo cosa ti aspetti da questi due giocatori? Ancora è presto per dirlo, nel senso che come
diceva Dionisi stesso stamattina, è tutto ancora in fase di definizione. Io mi aspetto soprattutto che siano pronti dal punto di vista fisico, perché comunque sono due giocatori che hanno giocato fino a poco tempo fa con le rispettive squadre, sono due giocatori all'altezza, e quindi il mio augurio è che siano appunto pronti e che siano subito a disposizione del tecnico per effettuare quelli che sono i test che poi porteranno alla stagione, anche perché i tempi sono veramente brevi, nel senso che l'altro giorno sono stati estratti i calendari, il Palermo avrà 3 trasferte di fila che non sono state richieste dal club per le necessità relative ai lavori allo stadio, però ecco, non è bere un bicchiere d'acqua. L'inizio è vicino, diciamo. Esatto, l'inizio è vicino ed è soprattutto inserita, perché comunque la tifoseria di casa è sempre un aiuto in più. Sì, continuiamo a leggere qualche commento. Molti si focalizzano su Fell e Devetak, che sono appunto in ritiro con il Palermo. Giustamente sono 2 volti che probabilmente purtroppo erano stati un po' dimenticati dalla tifoseria, e sono stati ritrovati. Il tecnico Dionisi li sta valutando, però ecco, è difficile pensare che possano rimanere. Andrea cita anche Fella, Devetak, Damiani, Bro, Buttaro e forse nel Cearo andranno via. Da capire, è una lista lunga, ovviamente per chi esce deve anche entrare qualcuno, e la speranza appunto è che ci siano dei rinforzi, appunto come dicevi tu, da Serie A. Io credo che Dionisi vorrà vederlo all'opera nel Cesario prima di prendere una decisione. Ricordiamo che il difensore centrale rumeno, che è stato impegnato a Euro 2024, non ha ancora preso parte al ritiro qui a Livigno, di conseguenza arriverà prossima settimana, non sappiamo ancora il giorno, e vedremo poi che feeling nascerà col tecnico e soprattutto che tipo di decisioni prenderà Dionisi insieme a De Santis, per capire quali sarà la sua batteria di difensori centrali, che al momento vede c'è Caroni che lavora a parte, Lucioni, Peda e Graves come perni difensivi. Io direi di andare a leggere un altro commento di Agostino Laimo, che ci scrive sempre da YouTube: con le uscite di Soleri, Mancuso e l'uscita imminente di Corona, oltre a Derriè almeno un altro attaccante De Santis lo prenderà. Dionisi ai tempi di Empoli aveva Moreo, Lamantia, Mancuso e Oliveri, vero, però in quell'occasione Dionisi lavorava più su un 4-3-1-2. In questa rosa, al netto di 4 esterni di attacco che potrebbero diventare 3 con l'uscita di Fella, Insigne, Di Francesco e Di Mariano, poco adatti a giocare in un sistema che prevede un trequartista e 2 punte, mi viene in mente che quello che stiamo vedendo sarà poi quello che vedremo durante la stagione, quindi 4-3-3, massimo 4-2-3-1. È difficile pensare a un Palermo senza i suoi 3 esterni, sarebbe una rivoluzione totale. A proposito di questo, Nino ci chiede da Facebook: a centrocampo come si comporterà il Palermo secondo voi? Tu come l'hai visto in questi giorni? Allora, io penso che il Palermo sia numeroso a centrocampo, uso questo termine perché dal prestito sono rientrati sia Damiani che Bro, abbiamo Stulez e Gomez che sono i potenziali playmaker. Poi c'è Saric, diciamo che sono diversi gli elementi, ovviamente Vasic che è molto giovane, esatto, e secondo me non è riuscito a dare il meglio di sé nella scorsa stagione, anche per un impiego tecnico non troppo esaltante, è stato schierato spesso fuori ruolo, e secondo me è arrivato il momento per lui di far vedere quanto vale. E poi ci sono i top player, Segre e Ranocchia. Quest'ultimo si è preso addirittura la responsabilità della numero 10, quindi visto che tu sei arrivata oggi è giusto che tu dia ai nostri tifosi anche il tuo parere su questo cambio di numero. Non sappiamo, glielo chiederemo magari se ci sarà occasione, quale sia il motivo del cambio di numero, però ecco, come dicevi tu, sono 2 top player e sicuramente la mia sensazione è che saranno dei titolari indiscussi, a discapito di quanto accaduto al finale della scorsa stagione, quando Segre è stato inspiegabilmente, a mio parere, messo in panchina. Abbiamo contestato spesso questa scelta, non l'ho capita da parte di Mignani. Speriamo appunto che Dionisi non sia della stessa idea, ma credo, da quanto abbiamo visto finora, che non sia appunto così. E invece un altro tifoso, Sergio, ci faceva notare come in quantità di tempistiche Zamparini per la Serie A abbia impiegato soltanto 2 anni, e il colosso arabo in questo senso sia ancora in fase di giudizio. Io mi sento di dire a proposito di questo che non posso dire nulla su Zamparini, perché a discapito di tutte le critiche che ha ricevuto per quanto riguarda il fallimento, io mi sento soltanto di dire grazie per quello che ha portato a Palermo, e tuttora lo testimoniano anche le iniziative del Palermo. Faccio riferimento in particolare alla presentazione delle maglie di New York, in cui sono stati presenti Amauri, Pastore. Insomma, la storia non si può e non si deve rinnegare, però a tal proposito mi sento anche di dire che il Palermo, purtroppo, sempre per queste questioni di tempistiche, è ancora in una fase di transizione
transizione. Lo stiamo vedendo anche col settore giovanile, che a partire da quest'anno avrà dei nuovi volti, dei nuovi nomi, delle nuove modalità anche per puntare ai giovani. E quindi è una fase appunto di transizione che sta andando avanti lentamente. Non c'è stata una rivoluzione come nel caso di altri club, per cui non resta che aspettare e sperare che appunto le tempistiche si accelerino. Mi sento di fare un suggerimento ai tifosi anche dal punto di vista dell'equilibrio, perché il City Football Group come maggiore club di rappresentanza c'è il Manchester City. Il Manchester City, prima di arrivare ai vertici dell'Europa e dell'Inghilterra, diciamo che ha dovuto aspettare del tempo, e quindi mi viene da dire questa frase, diciamo, una grande squadra, un grande club più che una grande squadra non si può creare in un giorno e neanche in un anno / 2. Questo è il terzo anno che faremo in Serie B e speriamo che sia quello buono per raggiungere la massima serie. Poi sicuramente inizierà una seconda parte del progetto, perché poi sicuramente si dovrà consolidare la categoria e piano piano scalare anche quelle che sono le posizioni, chissà, della Serie A. Speriamo bene. Anche perché, come sottolinea Andrea, questa società sta ancora facendo i conti con delle scelte della proprietà precedente, anche se non c'è stato appunto un salto da una proprietà all'altra. Fa riferimento Andrea al fatto che giocatori come appunto Devetak e Fella sono stati acquistati da Castagnini, quindi sì. Giustamente, a parte rescissioni dei contratti eccetera eccetera, prestiti vari, ci sono delle scelte che ancora pesano, diciamo sul che club. Sono gli ultimi di quei famosi contratti fatti nell'estate. Devetak in particolare è uno degli ultimi, proprio dell'ultima operazione di Castagnini, però c'è anche il discorso che Fella già dal primo anno di Serie B era finito ai margini, infatti è stato prestato più di una volta in questi ultimi anni. Diciamo che io, a detta, per dirla proprio cruda e vera, io non mi aspettavo ci fosse ancora un anno di contratto per Giuseppe Fella, però vedendolo in ritiro, quindi il contratto c'è, va rispettato finché non si trova un'altra destinazione. Angelo ci chiede: Brunori rimane o no? Ve lo sapremo dire, come dicevamo poc'anzi. Secondo noi, a nostro parere, la trattativa Brunori sarà una di quelle che verrà eventualmente portata avanti più nel finale di calciomercato per le condizioni con cui che sono richieste sia dal giocatore che dal club, quindi è a mio parere prematuro parlare di una sessione in questo momento. E invece Roberto ci chiede: ma Perozzi lo stanno costruendo, a che punto è? Pierozzi dovrebbe arrivare a breve, è una delle prime indiscrezioni di mercato che è arrivata post Gomis, quindi diciamo che mi aspettavo arrivasse prima lui che Nicolau. Poi diciamo che c'è stata l'accelerata fronte Spezia con l'addio di Soleri ed Aurelio, e quindi dobbiamo semplicemente aspettarlo. Pierozzi dovrebbe arrivare, non sono uscite. Tra l'altro anche le uscite non sono ancora ufficiali, quindi infatti c'è una situazione in corso con Soleri e Aurelio che devono diventare ufficialmente giocatori dello Spezia. Nicolau penso che in giornata lo diventerà per quanto riguarda il Palermo, e poi aspettiamo, come detto, Pierozzi ed Henry. Proiettiamoci a oggi pomeriggio, se non ci sono altri commenti che arrivano dai Diciamo solo che Agostino Laimo ci ha segnalato il fatto che il Palermo inizierà con ben 4 trasferte, compresa la Coppa Italia di Parma dell'11 agosto. Esatto. Questa è una giusta segnalazione. Non facilissimo, esatto. Un po' tremo. Vedremo, non è adesso il momento di pensarci, però ecco, il calendario è sicuramente un peso sul Partiamo Palermo. un po' in salita, diciamo. Sì, molto in salita. Ti dicevo, nel caso in cui il Palermo dovesse vincere oggi contro la rappresentativa Sondrio, come noi tutti pensiamo, anche perché abbiamo fatto qualche indagine sulla rappresentativa Sondrio. L'abbiamo fatta e non con poca fatica. Non con poca fatica, abbiamo scoperto che c'è una lista di convocati dei giocatori di oggi. E abbiamo scoperto che c'è tanti giocatori esperti e più o meno altri giovani che giocano tra prima, seconda categoria, insomma. Ho trovato anche un elemento che ha tanta esperienza in Serie C. Sì. Quindi diciamo che questa sarà una sgambata per il Palermo. Io direi di fare una bozza, di parlare con i nostri. Sì, ricordiamo spettatori. quelli che sono gli appuntamenti. L'amichevole in programma al campionato. Scusate, Sergio ci scrive 4 trasferte per le scuse di campionato. No, 4 trasferte per la Coppa Italia e per le 3 di campionato. Non siamo ancora in campionato, siamo proiettati sull'amichevole che si svolgerà alle 15 di oggi al campo di Acquagranda, e noi ci rivedremo alle 14 per fare un focus più approfondito quando ci saranno probabilmente già le formazioni e sarà già arrivato la squadra avversaria in campo, ma intanto appunto ricordiamoci che dove possono seguirci i nostri tifosi, ovvero sul sito sportisili.it, dove troverete la cronaca, il post partita e tutte le notizie sullo sport in Sicilia
Sicilia, perché noi ovviamente non parliamo solo di Palermo, anche se ci vedete qui ogni giorno, sul canale YouTube dove vanno in diretta anche le nostre trasmissioni che potete vedere anche su Facebook, sul canale Instagram omonimo e sul canale TikTok. Io direi di partire quindi facendo una piccola probabile formazione di quello che può essere lo schieramento di Dionisi, che chiaramente è molto estemporaneo, si tratta solamente di un amichevole, poi le scelte cambieranno. Io credo che si partirà con Gomissi in porta, a meno di sorprese. Io sono dell'idea che Buttero verrà schierato sul fronte sinistro della difesa, sul fronte destro dovrebbe essere schierato Diachite, in mezzo mi aspetto Lucioni e Peda, centrocampo dove i dubbi sono maggiori perché c'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco, diciamo, però mi aspetto Gomez, Segre e Ranocchia, che potrebbe essere il centrocampo titolare della prossima stagione, che ormai è iniziata da questo ritiro, e poi il tridente me lo aspetto anche titolarissimo con Di Francesco Insigne e Matteo Brunori, il giocatore più commentato del momento. Come di consueto poi probabilmente all'intervallo ci sarà una rivoluzione con un'altra squadra diversa, ma lo scopriremo appunto tra qualche ora. L'appuntamento è alle 14 e poi ci rivedremo per il post partita per un'altra diretta, commento, diciamo. Per un commento, non sapremo ancora cosa diremo, però speriamo che siano Speriamo di vedere commenti tante buone positivi, cose. esatto. A più tardi.